Dunque una gara di tutto rispetto con il primato della manifestazione in pericolo 4:19.88, il record di Eleonora Marin. Intanto l'annuncio di squalifica relativo alla Serie 2, l'atleta Silvia Moretto è stata squalificata per falsa partenza. Passaggio ai 150 metri già con Brotto, Grotto, Vidal nell'ordine. Eleonora Brotto che nuota in corsia numero 6, classe 99, porta i colori della rappresentativa Cittadella. È stata medagliata con 3 medaglie di bronzo, 2 ai giovanili nel 2013, una in categoria del 2013. Sempre in quell'anno Coppa Komen l'ha vista trionfare con gli azzurrini nella 4x200 stile libero, a bronzo nei 4 stile e quinto posto nei 200 stile libero. Eleonora Brotto ancora davanti, Vittoria Grotto in seconda posizione, Elisa Vidal in terza, 2:07.79 Brotto, Grotto 2:08.05, Vidal 2:08.74, tutte vicinissime le prime tre, racchiuse in 95 centesimi di secondo. Vittoria Grotto, accreditata del secondo miglior tempo di iscrizione, ha vinto i campionati italiani giovanili in 4:17.66, ha vinto anche la doppia distanza degli 800 stile libero. Per la Grotto 3 medaglie d'oro anche ai giovanili del 2013, alla Coppa Komen 2014 è stata quinta nei 400 stile libero. Intanto ai blocchi la sesta serie maschile, Cristian Dalmas in 1, Nicola Aggio in 2, Pietro Scandola in 3, Marco Tosoni in 4, Riccardo Marconi in 5, Francesco Corrocher in 6, Matteo Mazzurana in 7. Ai 3/4 gara Grotto passa al comando per 3 centesimi e davanti, Eleonora Brotto in seconda posizione, Elisa Vidal in terza. Testa a testa fino alla fine tra Eleonora Brotto, che si è riportata al comando per 4 centesimi, 3:48.09, Vittoria Grotto 3:48.13 con la Vidal lì vicina in 3:48.56. Eleonora Brotto in sesta corsia, più giovane di un anno, Vittoria Grotto in corsia 5, Elisa Vidal in 4 per la vittoria dei 400 stile libero e l'attacco al primato del meeting. Vediamo l'epilogo, Eleonora Brotto alla meglio, fa valere l'anno in più di esperienza, 4:19.93 per lei, vicinissima al primato della manifestazione che rimane ad Eleonora Marin. Seconda Vittoria Grotto 4:20.19 e il terzo posto per Elisa Vidal 4:20.63.